Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Tropico 5. Come potete ben vedere siamo nella nostra Isla de Tortuga nel 1951. Abbiamo appunto intrapreso la lunga strada delle elezioni. Come potete vedere la felicità è scesa al 47% e dobbiamo fare qualcosa per risollevarla in qualche modo. Innanzitutto possiamo utilizzare un potenziamento dell'ospedale. Con $10.000 potenzieremo le sue capacità strutturali e daremo la possibilità a tante persone di vivere in tranquillità nelle loro sale aggiuntive. Velocizziamo un po' tutto. Dobbiamo intanto migliorare la situazione ecclesiastica, aggiungiamo un budget maggiore alle nostre grandi chiese e soprattutto dobbiamo migliorare l'intrattenimento, quindi aggiungerei io un cabaret da queste parti per rallegrare un pochettino la popolazione. Scusate ragazzi se non procedo con un linguaggio diciamo molto più per spiegarvi appunto le cose, ma voglio procedere diretto verso il mio obiettivo, altrimenti qua finiamo per perdere le elezioni, per perdere la partita. Allora dobbiamo mettere un cabaret qua in alto per riuscire a rallegrare un po' la popolazione. Con i prossimi soldi miglioreremo questi appartamenti. Benissimo, intanto una missione, vediamo di lasciarla perdere. La nostra economia, vediamo come va qui il pontile. Pesce scarso. La fabbrica la dobbiamo velocizzare però. Ci servono i soldi, maledizione, per fare tutte queste imprese, per realizzare queste imprese. Intanto ecco che arrivano nuovi soldi. Modernizziamo anche, creiamo immediatamente il cabaret e modernizziamo questa abitazione. Budget massimo, leader sindacale, la qualità anzi la celebrità, l'efficacia degli hotel. Credo che negli hotel rientrino anche i cabaret, questi uffici magari dedicati alle persone, all'intrattenimento. Quindi un altro ufficio di trasportatori ultimato, 49% di felicità. Benissimo. Queste case funzionano discretamente anche perché possiamo aumentare il budget. Presidente, stavo facendo degli esperimenti con i sottoprodotti dell'uranio sottoposto a bombardamento dei neutroni e ho fatto alcune grandi scoperte. No, scherzavo. In realtà stavo lavando le calze quando ho scoperto l'esistenza dell'energia nucleare e la possibilità di controllarla. Scherzavo ancora. Io non lavo mai le mie calze. Allora ragazzi, le cose sono due adesso. Possiamo perdere le elezioni in maniera drastica oppure vincerle di poco. Quindi siamo per adesso sul 50%. Abbiamo diverse risorse che provengono dal petrolio, provengono dalle nostre industrie tessili, dalle nostre industrie magari di acciaio e carbone. Quindi utilizziamo i soldi che ci arrivano in maniera intelligente. Per esempio, non dobbiamo puntare adesso sulle industrie, ma sul migliorare la qualità delle nostre strutture. Quindi io aggiungerei una nuova chiesa, magari nella sezione superiore qui del villaggio, per dare assicurazione anche alle persone che noi ci stiamo occupando di loro. Dobbiamo costruirle però rapidamente. Adesso metterei anche un giornale da queste parti. Per esempio ho capito che il giornale potrebbe, anzi più che il giornale, la stazione, il canale TV. Però dobbiamo riuscire a modificare un po' la sezione dell'energia elettrica. Dobbiamo dare più energia alla nostra cittadina. Intanto un museo potrebbe essere utile in questa zona. E queste case rimodernate sarebbero tutta un'altra storia, un'altra musica, vederle dall'esterno. Allora, il cabaret funziona, la chiesa anche, un leader sindacale per aumentare la qualità del lavoro, 54%. Ragazzi, vedete un pochettino come si risolve la situazione. Abbiamo l'occasione di influenzare l'esito. Possiamo vincere senza barare. Questo funziona bene, il nostro piccolo centro per l'osservazione. Allora, l'appartamento vediamo di renderlo un pochettino più agiato e con i nuovi soldi adesso vediamo di collocare immediatamente qualcosa di diverso. Una banca, no, un ufficio doganale, migliora i prezzi delle rotte commerciali e delle esportazioni, una struttura unica. Però io più che altro... Sono arrivati i risultati delle elezioni, Presidente. Bene. Voglio essere il primo a congratularmi con te. Abbiamo vinto ragazzi per 50 voti, però su una popolazione di 916 persone e più diciamo un 15-20%, e allora possiamo ritenerci soddisfatti. Adesso lasciamo perdere un po' la sezione delle persone per adesso, di occuparci della loro felicità. Mio e dobbiamo... padre usava dire che l'ignoranza è una benedizione. Questo perché l'educazione superiore, abbiamo mandato nel video precedente il nostro ragazzo a studiare e abbiamo avuto questi rapporti in più con gli Stati Uniti probabilmente. Per le rotte commerciali rimuoverei queste 3 navi, per il gas naturale li manderei ad esportare ragazzi stoffa agli Stati Uniti, visto che ne abbiamo di più. Velocizziamo.
La nostra fabbrica di veicoli sta per essere ultimata. Miglioriamo questa piccola casetta. Arrivano altri soldi. Ottimo. E vediamo un po'. La fabbrica di automobili sarà la principale fonte di diciamo profitto, e la miniera di carbone è regolata per bene. Però dobbiamo mettere un'altra miniera di bauxite. Credevo di averne vista un'altra. Vediamo se è vero. Miniera di carbone, miniera di bauxite, ne avevo vista un'altra, ragazzi. Aspettate un attimo. Giacimento di carbone. Qui nella mappa ci devono essere dei puntini bianchi dove ci sono le miniere. Vediamo, ne avevo vista una proprio qua sopra. Qua c'è addirittura un altro pozzo petrolifero. Giacimento di carbone, forse un po' più in qua. Vediamo un pochettino. Qui c'è una miniera d'oro. Allora, vediamo di concentrarci bene. Allora, una miniera di bauxite. Questa è di carbone. Carbone. Maledizione, l'avevo vista. Carbone, bauxite. Veramente, ragazzi, stavo girando prima col mouse. Qui una spiaggia. Vediamo di velocizzare il processo. Forse dall'altra parte, vediamo un po'. Qui c'è la miniera d'oro, il giacimento di uranio, importante per l'energia nucleare. E qua dietro niente, ragazzi. Allora abbiamo una sola miniera di bauxite. Allora io utilizzerei questi soldi proprio per sfruttare quest'altro pozzo petrolifero. Vediamo di costruire qualcosa. No, una raffineria, un pozzo petrolifero, eccolo qua, e una bella stradina. Colleghiamo un po' tutto. Ottimo lavoro. Bene, vediamo se funziona tutto. Il conservificio ha tutto, ananas, pesce e carne. L'industria tessile ha tutto, lana e stoffa. Nell'acciaieria niente, perché al solito il ferro non lo trasportano, anche se qui purtroppo non ci sono molti lavoratori. Quindi clic sinistro più CTRL per reclutare persone. Bene, perché ovviamente lavora una sola persona. La costituzione può essere riscritta, credo. Vediamo un po'. Vediamo per un mese, ragazzi, quindi aspettiamo ancora un mese e poi riscriveremo qualche articolo. Perfetto. Vediamo un po'. Cosa serve per la centrale nucleare? Vediamo dov'è la nostra centrale nucleare. Deve essere da queste parti. Centrale nucleare. Vediamo un po'. Industria, materie prime, centrale nucleare. Genera energia dall'uranio. Il servizio ha in modo preferenziale ai clienti con budget più elevato. Una struttura unica. Costa 30.000 rispetto a 14.400. Però questa centrale consuma carbone, ragazzi. Il carbone potremmo esportarlo, eccoci qua, e utilizzarlo meglio. Addirittura vediamo di potenziare intanto queste fabbriche. Per esempio, fornitura al mercato locale. L'efficacia di taverne e ristoranti aumenta di 10. Perfetto. Questa fabbrica vediamo di renderla laminazione, l'efficacia aumenta di 20, ma anche il budget richiesto dell'acciaieria sale del 20%. Aumentiamo l'efficacia con la laminazione. Nella nostra industria tessile invece abbiamo modificato tutto e l'abbiamo reso altamente utile. Allora, con questi altri soldi che abbiamo ottenuto, io vedrei un po' di mettere il canale TV. Anzi, prima potenziamo, ragazzi, la nostra risorsa magari energetica. Quindi andiamo intanto a creare una strada per collegare la sezione dell'uranio. L'uranio era qua. Vediamo un po', eccolo qui. Giacimento importantissimo. Perfetto. E mettiamogli una bella miniera. Ottimo lavoro, la miniera la costruiamo rapidamente e vediamo di prelevare uranio, ragazzi, alla velocità della luce. Vediamo di aggiungere anche delle modifiche. Per esempio possiamo modernizzare tutte le miniere di uranio in miniere automatizzate, riduce l'inquinamento a livello delle altre miniere e modernizziamo tutte le miniere di uranio. Sarà la nostra miniera ad hoc, ragazzi, insieme alla miniera di ferro, perché terremo una miniera di ferro automatizzata, perfetto, e le altre miniere di carbone a livello normale. Perfetto, così regoleremo un po' i conti con questa situazione. Velocizziamo un po'. Ecco, un po' di erba, ragazzi, scusate, un po' di alberi. Ops, non si vede niente. Allora, come siamo qui? Aumentiamo la paga e vediamo adesso di iniziare ad esportare automobili. Vediamo un po', eccolo qua il nostro centro al massimo. Magnate, l'efficacia delle strutture minerarie, questo lo mettiamo nella struttura dell'uranio, che è qui. Eccolo qua. Spezza roccia, aumenta di 20.000 unità la quantità di risorse disponibili nel negozio, utile. Mettiamogli anche il nostro magnate. E la centrale nucleare, ragazzi, sarà la nostra fonte di energia. Tanto qui nella nostra fabbrica di veicoli aumentiamo veicoli agricoli, l'efficacia di tutte le piantagioni sull'isola aumenta di 15. Perfetto.
E adesso dobbiamo vedere un po', guardate quanto fumo che si alza di qua, però ragazzi, le povere case che ci sono qua, mamma mia. Miglioriamo anche un po' la raffineria con i giganti, presidente. I ribelli. Siamo nel mezzo di una crisi, dobbiamo agire in fretta. I ribelli, ragazzi, si presentano davanti ai nostri occhi, però non ci dobbiamo preoccupare, perché intanto aggiungiamo un ciclo di produzione. La raffineria trasforma carbone in petrolio, un po' di diesel. Non sapevo che il carbone potesse diventare diesel. Intanto, con questi soldi, cibo è al massimo, la libertà al massimo, abitazione, sanità sta decrescendo un po'. Vediamo un po' quello che possiamo fare. Aggiungiamo in qualche clinica le ali ospedaliere, per esempio qua. Un'altra ala ospedaliera. La fedeltà va bene per adesso. Vediamo un pochettino. Per quanto riguarda il canale TV lo vorrei collocare al più presto, però è meglio intanto mettere una banca, genera un tasso di interesse sul denaro nelle casse dello Stato. Importante metterla magari vicino al nostro centro dei colletti bianchi, per esempio qui. E dopo, con i prossimi soldi, ragazzi, vedremo di dedicarci molto alla nostra energia nucleare. Presidente, dopo l'ultima ricerca non abbiamo fatto più nulla di produttivo. Abbiamo quasi fatto scoppiare una guerra e abbiamo ucciso un lama. Visto? Funziona! Se fai qualcosa di brutto e lo confessi alla gente, aggiungendo di aver ucciso un lama, tutti ti chiedono solo del lama. Adesso possiamo fare qualsiasi genere di azione malvagia senza temerne le conseguenze. La Costituzione può essere emendata più rapidamente. Vediamo un po'. Allora, io volevo modificare una cosa, per esempio, nella sezione della politica del lavoro. Allora, lavoro per tutti, lavoro minorile, pensionamento tardivo, aspettativa di vita e soddisfazione lavorativa ridotta. Però sicuramente possiamo... Ma no, ma dov'era quella sezione? Eccola, cittadinanza. Frontiere aperte. Per adesso noi siamo una nazione di immigrati, no? Nazione di immigrati, frontiere aperte, immigrazione ed immigrazioni semplificate. Quindi non lo so, ragazzi, abbiamo le frontiere aperte, però sì, lasciamola così. Per quanto riguarda la politica del lavoro, metterei lavoro per tutti, lavoro minorile, pensionamento tardivo, in modo tale da avere più manodopera nel nostro settore. Emendiamo la nuova Costituzione. Salviamo. Perfetto, un nuovo salvataggio, febbraio 1953. La solita casata Van Helgen. Aggiungiamo qualche lettera tanto per differenziarle dalle altre che sono poi le stesse, ragazzi. Allora, per quanto riguarda la ricerca, questa volta vedremo di lanciarci nella sezione dell'atomo ostile per il programma nucleare, ma attenzione che ancora non abbiamo scoperto gli stranieri ingenui. Io direi di lasciarli indietro, perché tropico per adesso lasciamo perdere il turismo. Lanciamoci anche nella portaerei e nello spazio per il programma spaziale. Allora, velocizziamo un po' tutto. Ecco, ci arrivano nuovi soldi dall'estero. Vediamo se possiamo fare qualcosa per questa zona. Allora, ragazzi, dobbiamo adesso basarci sull'energia nucleare. La felicità decresce al 43% per il pensionamento tardivo che abbiamo fatto. Appunto, ragazzi, forse questa potrebbe essere stata la carta negativa, però adesso vi faccio vedere io. Vediamo di mettergli, ragazzi, una bella cattedrale ai nostri cittadini nelle vicinanze per aumentare la felicità. Lo so, ragazzi, che ecco, al 41 addirittura per cento. Mi sa che abbiamo fatto una stupidaggine proprio grossa fare una cosa del genere. Quindi intanto la campagna di immunizzazione dovrebbe essere utile. Se viene completata aumenta l'efficacia delle cure offerte in cliniche ospedali e riduce i morti e la mala sanità. Bene, la nostra cattedrale. È possibile ricevere vaccinazioni anti-influenzali e di altro tipo nell'ospedale più vicino. Se invece avete paura degli aghi o siete all'antica come me, al Jolly Roger troverete sempre un bel po' di bicchierini di tequila o di altri potenti agenti immunizzanti. Voglio proprio vedere se qualche virus riesce a sopravvivere a quello che mi bevo. Niente, ragazzi, in pratica mi sa che abbiamo avuto l'effetto contrario con questa nuova legge che abbiamo applicato nella Costituzione. Dov'era? La popolazione ha rifiutato questa nostra proposta di questo pensionamento tardivo. Infatti vediamo un po' com'è qui la situazione. La felicità nel lavoro è andata a decrescere. Ecco appunto il principio di Costituzione, eccolo qua, del lavoro, principio per tutti, eccolo qua,
dov'era? Eccolo qui, ha causato davvero problematiche enormi. Quindi vediamo adesso come va la situazione. Nel caso vediamo di modificare questo sistema nei prossimi mesi. Intanto la felicità lasciamola bassa, però ragazzi vediamo un pochettino come va la situazione. Intanto abbiamo preso nuovi soldi, perfetto, perché con le nuove persone che ci sono al lavoro sicuramente avremo ecco, potete vedere, un surplus a livello finanziario. Vediamo se nelle fattorie lavora qualcuno in più. Eccoci qua, andiamo in questa sezione, vediamo un po'. Ecco, in queste fattorie dovrebbe lavorare anche, le persone dovrebbero lavorare anche più tempo prima di andarsene in pensione. Vediamo un po'. Il pozzo petrolifero deve essere tra poco ultimato. Intanto lasciamo la velocità al massimo. Ecco, queste fattorie sembra che sono leggermente più piene. Vediamo un po'. Ecco, la felicità sempre sul 39%. Però la situazione non sembra migliorata a livello lavorativo. Abbiamo solo diminuito la felicità e abbiamo perso esclusivamente qualcosa, quindi dobbiamo stare attenti con questa nostra felicità al 39%. Intanto ecco che ci arrivano $22.000, $26.000, $25.000, $27.000, $35.000. Credo che è arrivato il momento di fare la nostra centrale nucleare. Allora, vediamo un po'. Centrale nucleare, ragazzi, deve essere appunto da queste parti. Vediamo un po'. Eccola qua, una centrale nucleare genera ovviamente energia dall'uranio. Vediamo dove la possiamo mettere. Casomai, ragazzi, la mettiamo dispersa in un angolino della nostra piccola isola, magari con una bella strada. Eccola qua. Così, se dovesse scoppiare qualcosa, avremmo possibilità di rimediare. Bene, velocità al massimo, aumentiamo anche qui tutto. Allora, ragazzi, non c'è problema. Tra 49 mesi eliminiamo questo principio della Costituzione. Intanto in questi mesi ci faremo un bel po' di soldi. Non posso I ribelli stanno attaccando, 40% stiamo migliorando. Attenzione, un attacco ribelle probabilmente per quello che abbiamo combinato. Ecco, 6 su 6, meno male che abbiamo sempre la fedeltà del nostro esercito. Vediamo di stare sempre attenti, le nostre forze si sono un pochettino mobilitate. Con questi soldi però, ragazzi, dobbiamo migliorare un po' la questione dell'intrattenimento anche. Vediamo di aggiungere un parco nazionale da queste parti. E questa vediamo di utilizzare questa zona appunto come zona turistica, anche se non voglio far vivere troppo di turismo per adesso. Vediamo un po'. Sempre problemi con queste strade. Aspettate. Perfetto. Allora, abbiamo messo un nuovo parco nazionale per la nostra popolazione. Vediamo di aggiungere per esempio anche qualche altra cosa a livello di intrattenimento di lusso. Il club del deltaplano potrebbe essere utile, anche perché siamo in una posizione elevata. Allora, la cattedrale è stata ultimata. Adesso tra poco finiremo tutto. Intanto guardate un pochettino quanti attacchi ribelli alle nostre fabbriche. Ehi, attenzione, se ci distruggono le fabbriche. No, ma dai, la fabbrica, $30.000, ma che siamo pazzi? Dove sono i ribelli, ragazzi? Attenzione, difendiamo. Un attacco ribelle, porca miseria. Vediamo di ricostruire tutto però. Ora, ragazzi, avremo sicuramente un problema a livello economico. Questi ribelli maledetti. Dove sono le forze del governo? Cioè, non ho capito perché 100.000 soldati contro un ribelle. Ecco, guardate un pochettino qua. Dove stanno tirando le bombe? Vediamo un po'. Ora ricostruirla questa grande... aspettate, la centrale nucleare per adesso la blocchiamo. Vediamo di costruire questo. Ragazzi, maledetti ribelli che rompono le scatole. Ci mancavano pure loro. Non solo abbiamo sbagliato a emanare il principio della Costituzione, ma anche abbiamo perso tutta la loro fedeltà. Allora, questi $16.000. Ragazzi, lo spettacolo è finito. Ci siamo divertiti, qualcuno ha sparato, qualcun altro ha parlato. Se non siete morti in prigione o entrambe le cose, venite al Jolly Roger e seppellite l'ascia di guerra. Non capisco perché questi atti di nervosismo nella città. Cioè, ho sbagliato sì a fare una cosa del genere, a aumentare diciamo il livello di lavoro atropico, però mi sembra che in questi 50 anni che abbiamo governato, quanto abbiamo governato, si è vissuti sempre da Dio, diciamo tutti hanno vissuto con una gamba a cavallo. Dico, ora che si deve un pochettino faticare si deve fare qualcosa in più, non la vogliono fare questi maledetti. Vediamo un po' di cosa dovevo fare. Mi sembra potenziare la sezione, eccola qua, dei mobili. Una bella fabbrica di mobili produrrebbe mobili partendo dalle assi. Le assi le abbiamo, però io per adesso cercherei di migliorare sempre la felicità della nostra gente. Una torre radio del genere aumenterebbe la libertà e messa in una zona così popolata avrebbe sicuramente il suo valore. Quindi
velocizziamo un po' tutto, vediamo se adesso possiamo finire questa bella industria tessile. Quanto manca qui? 40 mesi sarebbero, ragazzi, più o meno un paio d'anni, va bene. Per le ditti, per adesso come siamo? Non abbiamo tanti soldi, possiamo lasciare la situazione così com'è. Meno male che esportiamo al solito merci alla grande. Vediamo un po' qua. Ecco, al solito non c'è ferro. Vediamo perché non ce n'è. Ecco, non lavora appunto nessuno. CTRL sinistro, reclutiamo 2 persone. Gli mettiamo anche un... No, nessuno. Presidente, oggi ho scoperto l'atomo ostile. Era attaccato a un pugno ostile, collegato a un braccio ostile ed è una signora ostile. Direi che è senz'altro una provocazione. Così ho dichiarato guerra a tutti gli atomi. Suggerisco di spezzare la loro resistenza usando i neutroni. Bellissimo, però prima dobbiamo collegare una strada per avere il traffico più agevolato e il ferro vediamo di farlo arrivare più rapidamente. Adesso, ragazzi, avremo un periodo di grande crisi finanziaria, o almeno perderemo la partita per colpa dei ribelli che ci hanno abbattuto l'industria tessile, fonte immediata del nostro successo. Intanto la cattedrale è stata semidistrutta, mamma mia, qualche attacco sicuramente c'è stato. Abbiamo tantissime cose da costruire. Io vediamo se con questi soldi riesco, ecco, l'industria tessile, costruzione rapida, perché ci servono i soldi. Vediamo qua se possiamo costruire rapidamente anche il nostro canale TV per aumentare la felicità, e questi soldi anche per il parco nazionale. Eccolo qua, se no i nostri uomini qua se la prendono a comodo e non risolviamo più niente. Allora, tutto finalmente regolato, il parco nazionale è pronto, benissimo. Vediamo se adesso la felicità si riprende leggermente. Cattedrale pronta, aggiungiamo anche vediamo un pochettino, un supervisore, un proprietario. Ecco, aumentiamo la qualità abitativa nelle vicinanze ed ecco che la felicità ha avuto un rapido surplus verso l'alto. Aggiungiamo qui un supervisore per aumentare l'efficacia. Dobbiamo migliorare nuovamente tutto. Ah, già fatto, perfetto. Intanto la fabbrica di automobili funziona. Qui modernizziamo questa bella casa. Non siamo ecco, raga, ma perché questa felicità scende? Mannaggia, vediamo un po' come va. Qua guardate un po', la sanità, la religione adesso è salita. Con la sanità mettiamo di mettere, ragazzi, un altro ospedale, magari in questa zona. Ah, purtroppo nessuna connessione alla rete elettrica, adesso ve lo dico io. Centrale nucleare. E dovevamo... Aspettate un attimo, che quante cose che devo fare me le dimentico anche. Allora, mi sembra la locanda storica, guardate che bella. No, c'era qualche altra cosa che dovevo fare, me la sono dimenticata. Allora, il canale TV, qui siamo pieni di roba. Maledizione. Allora, il museo adesso lo finiamo. Però c'era un'altra cosa che dovevamo fare. Ecco, intanto... Ah, l'ospedale, perfetto. Vediamo di metterlo in una zona così popolata come questa. E poi ovviamente sempre i nostri soliti uffici dei camionisti per velocizzare un po' tutto. Qualcuno di voi mi ha detto ci sono più camionisti a Tropico che persone. È vero, però nessuno lavora. Ecco perché ho messo appunto il pensionamento tardivo. Così lavorate, rompetevi la schiena perché non fate niente una giornata. Allora mettiamo qua un leader sindacale. Anzi no, più che altro un mentore. Sì, per aumentare la qualità abitativa. E la felicità aumenta. Salviamo. Noi siamo, ragazzi, testardi e continuiamo sulla nostra via. Intanto i soldi tornano ed è un bene. La centrale nucleare com'è qua? Mamma mia, quanto tempo! 45%, ottimo lavoro. Con questi soldi vediamo di innovare un po' tutto. La cattedrale è stata messa. Un altro supermercato in questa zona. Penso che questa sia la copertura elettrica. Qua non arriva. La centrale nucleare serve, ragazzi. Quindi qua come sta andando? Ecco, siamo quasi pieni. Scusate un attimo. Qua siamo quasi pieni. Il centro di stoccaggio è massimo, quindi mettiamo dei nuovi centri di trasporto. Per esempio uno qua, un altro qua. Velocizziamo un po' tutto. Gli aggiungiamo anche un parcheggio. È una zona un pochettino ostile. Vediamo di mettere parcheggio qui. Perfetto. Costruiamoli, eccoli qua, rapidamente. Mettiamogli anche una bella... no, la miniera d'oro lasciamola perdere per adesso. Nel commercio ci stiamo lanciando sempre nella stoffa. Benissimo, vediamo se c'è qualche altra offerta più interessante.
No, per adesso lasciamo così. Ecco che arrivano nuovi soldi dall'estero. La centrale nucleare però ragazzi, se non la facciamo la facciamo rapidamente o no? Abbiamo $46.000 ragazzi. La fabbrica di mobili, aggiungerei un'altra segheria io da queste parti. Un'altra segheria messa qui, così. E poi per esempio delle nuove zone per raccogliere tronchi. Campi da taglio, ne mettiamo uno qui e un altro qui. Questi rapidamente. Attuiamo la politica del rimboschimento e li paghiamo profumatamente. Aggiungiamo nessuno. Per quanto riguarda la fabbrica di mobili, credevo di averla messa da queste parti. Vediamo un po' dov'è la nostra fabbrica di mobili. Questa addirittura la centrale elettrica. Cos'era questo? Clink clink. Ah, la banca ancora la devono fare qui. Aggiungiamo una casa, un appartamento. Vediamo di metterlo qua. Perfetto. Un altro appartamento qua. Ok, velocizziamo un po'. Come va la miniera di ferro? Stiamo producendo. Salvataggio. Mamma mia ragazzi, intanto si va. Ok, benissimo. La centrale nucleare a breve verrà ultimata. Intanto a breve ancora devono partire la segheria. Vediamo di finirla noi. Vediamo un po'. Mi sembra che la fabbrica di mobili ancora non l'ho messa. La metteremo adesso. La fabbrica dei mobili deve essere nella sezione delle industrie merci. Una fabbrica però ci sarebbe diciamo un deficit energetico. Già arriva poca elettricità alle nostre case. Vediamo di rilanciare sempre la sezione delle case. Vediamo un po' come va. Intrattenimento è sempre più basso. Abitazione, cibo, sanità, libertà. La religione è arrivata al massimo, siamo tutti fedeli. Il lavoro è ovviamente discreto. Però con l'intrattenimento ci dobbiamo sbizzarrire proprio. Allora, qua avevo messo una spiaggia io. La finiamo. Perché non si può fare? È troppo distante dall'ufficio delle costruzioni. Vediamo così. Eccola qua. Aggiungiamo anche, per esempio ragazzi, per quanto riguarda l'intrattenimento di lusso, un altro casino potrebbe essere utile. Per esempio, cos'è questo? Ah, l'avanzare all'epoca moderna. No, ancora rimaniamo qui. Per esempio possiamo mettere un casino qui rapidamente. Cabaret, eccoci qua. La taverna. Sono quasi tutti pieni, quindi tanto aggiungiamo il budget. Qui nella sezione petrolifera aumentiamo il budget. Nel club del deltaplano aumentiamo il budget. Vediamo un po'. Ecco ragazzi, siamo appunto in una situazione abbastanza critica perché abbiamo un sacco di soldi ma non sappiamo appunto come migliorare l'intrattenimento. Allora, bene ragazzi, dopo questo bel salvataggio automatico io direi di concludere qui il gameplay. Possiamo addirittura avanzare di epoca. Intanto aumentiamo la capacità di tutti i giacimenti. Utilizziamo la nostra analisi geologica per aumentare il ferro e il carbone per evitare che essi terminano. Nel prossimo video vedrete sicuramente la centrale nucleare completata e in questa nuova zona vedremo di sviluppare il turismo, visto che è una zona utile per la bellezza e per l'ambiente. La felicità sta aumentando a rigor di logica, visto che abbiamo utilizzato nuove forme di intrattenimento. Quindi ragazzi, da qui è tutto. Un bel saluto dal vostro Edward Van Helgen. Salviamo la nostra partita, siamo con ben $60.000 in tasca e tra un paio di mesi possiamo nuovamente emendare un'altra costituzione. Quindi ragazzi, ciao a tutti.